Era l'8 settembre del 1769 quando l'icona di Nostra Signora dell'Orto venne incoronata. La celebrazione, presieduta dall'allora arcivescovo di Genova Giovanni Lercari, venne suggellata dal suono di tutte le campane della città e dalla sparata a salve dalla sommità del castello. La corona, sistemata sul capo della Vergine e del Bambino, venne concessa dal Capitolo Vaticano su richiesta corale della reggenza del Santuario, del Senato della Repubblica e dell'autorità civica di Chiavari, e corale fu la partecipazione al gesto, preceduto da 8 giorni di preparazione. Monsignor Alberto Tanasini ha ripercorso brevemente quella giornata, celebrando l'Eucarestia nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto nel 250° anniversario, davanti alle autorità civili e a molti fedeli. Un gesto, quello dell'incoronazione, che significa riconoscere Maria come regina, ha spiegato Monsignor Tanasini. Di più, significa riconoscere Maria incoronata, sebbene in abiti popolari, regina della comunità. La sovranità di Maria non è la sovranità del mondo, è la sovranità dell'umiltà, è la sovranità della madre, è la sovranità di chi si prende cura, di chi usa, esprime meglio il suo potere, la sua potenza, quello che ha ricevuto da Dio per noi. Il gesto di Maria, raffigurata nell'icona nell'atto di sostenere il braccio del figlio benedicente, si ripete anche oggi, ogni giorno, in ogni circostanza dell'esistenza. Di qui l'invito del Vescovo a rinnovare quella devozione. Nel cuore ciascuno di noi prenda quelle corone e le ponga sul capo della Vergine. Ognuno di noi faccia questo gesto nel suo cuore e dica: tu sei la mia regina. Io voglio essere guidato da te.